Una bolognese me la fate fare? Anche questa è una canzone ecologica. Esisteva in quel di San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, una fiera mercato molti anni fa di prodotti ortofrutticoli. Cioè in quei tempi così belli, felici, eccetera, non esisteva il denaro, ogni scambio avveniva in natura. E uno andava là con queste cose, si scambiava e tornava a casa contento, no? La canzone, nella fattispecie, narra la storia di un giovinetto che va là con 2 piccioni da vendere, scambi 2 piccioni con una giovinetta con quello che ne segue. A chance alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. A chance alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. A io compré du bipi san cumiere cumiere bang. A io compré du bipi san cumiere bang. Molto facile. Dice, sono stato alla fiera di San Lazzaro, lì o là, ho comprato 2 piccioni, come erano belli, come erano buoni. La scelta fuori una ragazzola, oi lì, oi, cioè balsa una giovine. La scelta fuori una ragazzola, oi lì, oi là. Maccia vipi dupi san cumiere bang. Maccia vipi dupi san cumiere bang. Cosa volete per i 2 piccioni? Domanda la ragazza. E il giovine che non sa cosa volere, cioè probabilmente il piccione era merce proibita che non poteva essere scambiata in pubblico. Difatti i giovani se la scambiano nascostamente alla porta ed entra una porta, oi là. La porta ed entra una porta, oi là. Sola stanela zoi bragan cumieran bang. Sola stanela zoi bragan cumieran bang. Cioè, mi dispiace che voi non abbiate capito, probabilmente. È una danza, una danza rituale, fallica, molto antica. Sulla sottana giù le braghe, dice la canzone. C'è questo bel movimento, così, no? Tac, tac. Mentre i giovani sono lì che si scambiano il piccione, compare il terzo incomodo, il voyeur. Che poi una voyeuse, una laida vecchiaccia, la scelta fuori una brutta fciassa, oi lì, oi là. Scelta fuori una brutta fciassa, oi lì, oi là. Banca fedus purcaccion cumieran bang. Banca fedus purcaccion cumieran bang. Molto meravigliata, che dice, cosa fanno sporcaccioni? Il giovane sorpreso in questa... Esatto, batte tutti, cioè dicevo ultimamente che a Monaco non è ancora prevista come specialità olimpionica la lanciatura della fessa. Sono 3 secondi, zip, è un lampo, velocissimo, 3 secondi 2 decimi. E dice la prima cosa che gli passa per la testa, siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là. Siamo qui che giochiamo alla merla, oi, ma la vecchia non si fa ingannare da queste cose, la vecchia... Dice, ragazzo mio, io ai miei, dice, voi non state giocando la merla, buffoncelli, altro gioco, c'è la merla e mi puoi ancumiera, c'è la merla e mi puoi ancumiera, questo stacco della lingua c'è la merla e mi quaiam, vuol dire, c'è la merla e i miei quaglioni, cioè i quaglioni sono delle quaglie, dice... La vecchia dice, sì, la merla, i miei quaglioni, no? Cioè, cita... Poi la vecchia ricorda, con Leopardi, le rimembranze, dicevamo, vero? Anche a me quando era giovnazza, quando ero giovinaccia, no? Anche a me quando era giovnazza, là. A noce a pedi, bipsulon, cumieran bang, a noce a pedi, bipsulon, cumieran Cioè ne ho presi dei pezzoloni. Ora si ignora esattamente cosa sia il pezzolone. Il pezzolone potrebbe essere, vedi tu, un sacerdote di questo culto piccionico che esisteva là. Oppure pare però da alcuni studi più recenti che il pezzolone sia un'antica misura bolognese, esisteva il braccio, la pertica e il pezzolone, che a grosso modo... Però la vecchia nel finale svela il suo laido retroscena, non nel senso buono della parola, cioè
è discutibile in senso buono, trattandosi del retroscena della vecchia. Però c'è da spiegare cos'è prima il fittone, chiamasi fittone il normale paracarro, cioè quelle cose così, no? E anche adesso lasciamo una fiassa, oi lì, oi là. E anche adesso lasciamo una fiassa, oi lì, oi là. Am la sfrai con trifiton, cum eram bo. Am la sfrai con trifiton, cum eram bo.